Nuovo direttore totale sarà il dottor Inge, gran mascalzon di Gran Croce, visconte. Dichiaro conclusa la mia esperienza alla guida della provincia di Udine, dopo 6 anni di intenso lavoro, per aprire una nuova fase del mio impegno a favore della comunità friulana, in forme e sedi diverse da quelle di cui finora racconterà. Con questo gesto intendo rilanciare le ragioni di unità politica del centro-destra come presupposto fondamentale per lo sviluppo del Friuli. Sulla base di questo presupposto, il senso di responsabilità che deve sempre guidare i pubblici amministratori mi impone di chiedere al Consiglio provinciale di concedere il tempo necessario per la predisposizione e l'approvazione del bilancio 2008 come risposta dovuta a concrete necessità della comunità friulana. Questo per evitare il commissariamento dell'ente, che rappresenta una sconfitta della politica e il fallimento dell'intero Consiglio provinciale con conseguenze dannose per i cittadini. 2. L'impegno a favorire un impegno diretto la vittoria dei partiti del centrodestra alle elezioni regionali e a quelle amministrative del 2008 nei modi e nei tempi che con le stesse forze politiche si eviterà di definire. È un bel direttore! Sì, una meravigliosa persona! È un santo! Un apostolo! Evviva il nostro direttore! Evviva!